Mi trovo qui. Sono a Saronno con la banda storica di Saronno. Il corpo musicale cittadino di Saronno, l'associazione più datata della città, in quanto siamo nati nel 1847 e ovviamente ci sono documenti che certificano che la banda è nata nel 1847. Sono insieme al presidente, Egidio Della Noce, vicepresidente Caimi Renato, e il tesoriere. Segretario, sì, parte amministrativa di Rosa Gianfranco. Ecco, la ciocchina ci è stata data dall'amministrazione comunale in occasione del nostro 160esimo di fondazione. Questi sono i vari trofei. È un trofeo che un musicante, quando è deceduto, ha lasciato agli eredi di fare un allievo più meritevole di dare questo trofeo. E quindi queste sono tutte le coppe che noi abbiamo avuto nell'ambito della nostra attività. In banda, oltre alla banda, abbiamo anche dei gruppi. I ragazzini, ovviamente, sono quelli della scuola allievi che, guidati dai maestri, si esibisce incontrati con l'ensemble Ottone della Filarmonica della Scala, dove il tema era i musicanti di Brema, dove si è esibita la mini band, la junior band e la banda, quindi sempre sul tema dei musicanti di Brema, una voce itinerante che parlava. E ovviamente dopo c'è stata l'ensemble Ottone della Filarmonica della Scala che si è esibita. Perché l'ensemble Ottone della Filarmonica della Scala? Perché erano 10 professori, 8 di questi hanno incominciato a suonare o erano figli di persone che suonavano in banda. L'obiettivo era per noi della banda dire alla manifestazione, dire a teatro, le persone che erano a teatro, al Giuditta Pasta, che erano tantissime, dire che in banda si può partire a suonare e poi dopo arrivare all'orchestra. Nel 2019 per Donna abbiamo iniziato a fare una manifestazione, la rassegna musicale di fine estate, abbiamo coinvolto delle scuole di ballo. Noi bande di Saronno abbiamo invitato gli amici di Gerenzano, suonavamo valzer, mazurche e tanghi e le scuole di ballo, le scuole di Bulgaria Dance e un'altra scuola di ballo, ballavano. Noi suonavamo e loro ballavano. Il messaggio qual era? Il messaggio era quello di dire che in banda non si suona solo la sinfonia e altre cose, ma si suonano anche musica da ballo. Lanciamo ogni qualvolta che facciamo qualche cosa è questo, quello per vedere di coinvolgere il maggior numero di persone e in banda c'è bella cosa, si fanno tante belle cose. In banda abbiamo anche un gruppo creato appositamente quando c'è Carnevale, Crazy Dogs. Crazy Dog è ovviamente in italiano i cani pazzi, perché la maschera che portano e che portiamo, che io porto, è una maschera di un cane e quindi noi ci divertiamo moltissimo quando a Carnevale ci sbizzarriamo vestiti con dei costumi un po' particolari. Noi stiamo preparando il programma per quest'anno 2021 con le varie date e vari appuntamenti. Di quanti elementi è composta la vostra banda? Diciamo mediamente, stabilmente sui 35 elementi, ovviamente un po' fisarmonica, perché gli impegni sono tanti esterni, diciamo, soprattutto dei giovani, per cui c'è chi viene, frequenta, poi magari per un periodo si assenta, però mediamente diciamo che il nostro organico va dai 30 ai 35 elementi. Ma quindi voi siete un'associazione? Noi siamo un'associazione adesso, secondo le normative vigenti con gli enti del terzo settore, cioè siamo passati alle associazioni di promozione sociale, per cui abbiamo i soci che sono prevalentemente le persone che suonano, più altri volontari che contribuiscono all'organizzazione, un po' a sostenere tutte le attività della banda, e siamo sempre all'eterna ricerca di ulteriori risorse, perché vuol dire aria nuova, vuol dire aiuto, vuol dire sviluppare un pochino proprio questo
volontariato che in effetti portare avanti questa storia musicale, diciamo, e anche per la città. Riscontriamo insomma che quando c'è la banda c'è un'altra atmosfera, per cui bisogna mantenerla. Questo è un messaggio del 27 marzo 2008 che il maestro Muti ha fatto un articolo sul Corriere della Sera, Salviamo le bande. Ecco, diciamo che non dico il 100% dei musicanti, di chi suona nelle grandi orchestre arrivano dalla banda, e quindi la banda è la fonte di tutto. La banda io ritengo che sia ancora una cosa sana, sanissima, quindi il messaggio di Salviamo le bande di Muti sarà sempre valido.